matematica egiziana è quella più evoluta. Se vedete un papiro, il papiro Rind, che viene dal fatto che un antiquario scozzese lo acquista un secolo e mezzo fa, è una copia di una roba ancora più antica e quindi possiamo datarlo attorno al 2000 o 1800 a.C. e guardate quanta roba c'è in un papiro attorno al 2000 a.C. Tavole numeriche, 84 problemi algebrici, aritmetici, geometrici. Ecco qui una... Poi c'è un altro papiro e questo vi dà l'idea, siamo sempre più o meno con lo stesso tipo di... lo stesso periodo e guardate che razza di problema viene proposto. Ti si dice che l'area di un quadrato di 100 cubiti è pari alla somma delle aree di due quadrati più piccoli. Il lato di uno di questi quadrati è un mezzo più un quarto del lato dell'altro. Fammi sapere le lunghezze di questi lati. Se lo proponiamo ai test di ingresso per venire alla facoltà di ingegneria a Padova, la metà dei ragazzi non lo fa. Che cosa c'era? La somma dei due quadrati fa 100 e quell'altro è la proporzione, un mezzo più un quarto, quindi sono 3/4. Allora voleva dire che sapevano già risolvere dei sistemi e addirittura qui c'è un sistema di secondo grado di due variabili. Non male per essere in tavole del 2000 a.C., 3000 a.C. Poi probabilmente tutti sanno che cosa è una terna pitagorica. Oh, scusate, la sono persa. Allora, una terna pitagorica è una terna tale che tre numeri interi tali che a al quadrato più b al quadrato faccia c al quadrato, numeri interi ovviamente. Bene, ci sono tante terne, alla scuola terza media ci si fa la memoria che 3, 4, 5 per esempio hanno questa proprietà qua. E se qui vediamo che è una cosa di un paio di migliaia di anni prima di Cristo, gli autori di queste tavole certamente conoscevano delle formule con cui si potevano costruire queste tavole. Per esempio, se pigliate due numeri qualsiasi, P e Q, numeri interi qualsiasi, se prendete A uguale P quadro meno Q quadro, B uguale 2P per Q e C uguale P quadro più Q quadro, questi numeri A, B e C sono tali che se fate il quadrato di A, che ci avrà il P alla quarta, ci avrà il Q alla quarta e ci avrà meno il doppio prodotto, quindi meno 2P quadro Q quadro. Poi ci prendete un B quadro che ne porta 4 di P quadro Q quadro e poi prendete il C quadro che porterà il P alla quarta come porta questo, porterà il Q alla quarta come porta questo, porterà il doppio prodotto 2P quadro Q quadro, qui ce n'erano meno 4, qui ce n'erano 4, qui ce n'erano meno 2, qui ce n'erano 4, qui ce ne sono 2 e restano 2. Quindi queste formulette evidentemente gli egiziani già le sapevano, già i babilonesi già le sapevano. Lo zero noi senza lo zero attualmente non riusciremo a funzionare, mai nessuno prova a scrivere numeri senza lo zero, non ci si capisce più in quale colonna si sta. Ecco, era ben noto ai babilonesi, però non lo scrivevano sempre e gli egiziani non lo consideravano. Gli ebrei sono i primi ad istituire una numerazione basata sulle lettere dell'alfabeto, utilizzando anche le varianti delle lettere usate in fine di parola. Dico sono i primi perché forse chi ha fatto il liceo classico ha imparato che, per esempio, scrivere alfa con un apice sotto oppure un apice sopra vuole dire 1,
quindi la numerazione associata all'alfabeto. Ecco, questo qui è roba del primo secolo dopo Cristo, ancorché sulle grammatiche greche venga data questa come numerazione, è già tarda. Platone e Socrate non ce l'avevano questa. Quello che è interessante, buffo se volete, quanto l'ebraismo fosse legato alla religione. Qui leggete, ve lo leggo, c'è un 6-9 e c'è un 5-10. Allora questo è 10, questo è 5, sono delle lettere dell'alfabeto. Allora se devo dire 15 scrivo 10 e 5. Ma siccome 10 e 5 danno come letti una parola simile a Yahweh, allora per non nominare il nome di Dio in vano, invece che dire 15 come 10 più 5, lo si dice come 6 più 9. Guardate fino a che punto è qui sotto 6 più 10 per fare 16, viene dato come invece 7 più 9, per non pronunciare in vano queste prime due sillabe che sarebbero il nome di Yahweh, che vuole dire è sempre stato e sempre sarà, più o meno. La numerazione greca, vi ho detto, attestata dal primo secolo a.C., che usa le lettere dell'alfabeto, e poi con questi apici proprio è già il primo secolo d.C. Poi vi potreste chiedere come sia stata possibile una matematica così potente presso i greci che non avevano il modo di scrivere i numeri. E qui leggete male, c'è scritto Ageometretos me eisito e c'è una scritta sull'Accademia, vuole dire chi non sa la geometria non entri. Medeis ageometricos eisito. Nessuno che non sappia la geometria entri. E poi un'altra frase che da Plutarco è attribuita a Platone: Dio sempre geometrizza, cioè usa la matematica. E qui temo che vediate poco, ma ve lo leggo. Noi di tante cose abbiamo tante parole che vengono dal greco e ci chiediamo qual era la loro origine. Ebbene, massima, da cui viene matematica, voleva dire scienza. In generale la scienza è la scienza dei numeri. Mathesis è la cognizione, l'apprendimento. Come vedete era fondamentale per i greci che qualsiasi cosa si imparasse era una cosa di numeri, di scienza. Quando noi diciamo teorema, la radice SEAO, da cui viene teatro, no? Che vuole dire una cosa che si vede. Il teorema era considerato uno spettacolo, quello che si vede, quello che appare, uno spettacolo, e poi è venuto a significare un asserto che viene dimostrato. E poi ci sono qui giù, che vedete, delle cose. Il condurre qualcuno verso l'impossibile, in particolare impossibile adinaton, dinamico, dinamo vuole dire forza, adinaton vuole dire non possibile, e quello che è pagoché eis adinaton è la conduzione verso l'impossibile, quello che ai nostri ragazzi viene detto dimostrazione per assurdo. Il porto verso una cosa che è impossibile. Uno potrebbe chiedersi, ma quando è che si comincia ad usare una dimostrazione? Ecco, la dimostrazione è una roba attorno al V secolo a.C. Ippocrate di Chio, attorno al 450 a.C., scrive degli asserti dimostrando. Ora, ovviamente si potrebbe scrivere l'ipotesi,
scrivere la tesi, che ovviamente è desunta dall'ipotesi, non fare nessun passaggio intermedio e dire che è ovvio, no? Tanti libri di matematica su cui gli studenti si scervellano, trovano scritto che è ovvio una cosa di cui invece hanno bisogno di singoli passi per arrivare alla tesi. Ecco, l'inizio della dimostrazione, del busto della dimostrazione, è roba del V secolo a.C. e Euclide, che è del IV, usa potentemente la dimostrazione